Università Popolare di Taglio di Po, Taglio di Po. chiusura dell'anno accademico. Come è andato quest'anno? È andato non bene, benissimo, abbiamo aumentato di molto gli iscritti, ma veramente di molto, abbiamo aumentato le figure maschili che prima erano abbastanza carenti. L'anno scorso lo abbiamo detto che dovevamo avvicinare anche gli uomini e le persone che frequentano, i nostri corsisti, sono stati tutti molto entusiasti. Avete fatto corsi a 360 gradi, Sì. Storia, salute e quant'altro. E come è stato recepito e apprezzato? Tra l'altro anche delle gite Abbiamo importanti. fatto un po' tutti gli argomenti, tutti molto graditi, e in più abbiamo fatto due uscite culturali, una a San Basilio, abbiamo visitato gli scavi e il museo di San Basilio, un'altra nelle dune di fossili di Donada, che è stata anche quella lì una bellissima gita, per poi concludere poco tempo fa con il viaggio culturale nella bellissima città di Pesaro, che è stata l'anno scorso capitale della cultura. Chiediamo alla direttrice? Sì. Puoi passare il microfono? Sì. Allora, lei segue tutte le università popolari della provincia di Rovigo. Qual è il comune denominatore di queste università? Allora, il comune denominatore è senz'altro la qualità delle lezioni, che diciamo sono di interesse, cerchiamo che siano insomma di interesse di tutti ovviamente, e i docenti infatti che si presentano magari a Taglio di Po fanno lezioni anche in altre sedi, quindi cerchiamo di farli girare in maniera che conoscano la nostra realtà provinciale. Prossimi progetti dell'Università Popolare Provinciale? Prossimi progetti ne abbiamo tanti, però ecco, diciamo che il prossimo anno abbiamo i 40 anni dal 1986 in cui è stata rifondata l'università, e quindi festeggeremo alla grande con tutte le sedi e vediamo cosa riusciremo a fare. Diamo il microfono a Sì. Oriana Picello, Sì. diciamo la veterana del gruppo, la storica presidente. E quest'anno avete fatto veramente numeri importanti. Soddisfazione? Tantissima soddisfazione, perché a ogni lezione c'è stata tanta affluenza. Le presenze sono state sempre molto numerose e abbiamo ricevuto sempre dei riconoscimenti per l'interesse che hanno suscitato gli argomenti, e anche i docenti che sono stati bravissimi nelle loro lezioni, hanno saputo anche coinvolgere tutti i corsisti presenti, quindi tanto merito ai docenti. Ok? Puoi aggiungere? Io volevo solo aggiungere allora un ringraziamento sentito alle due coordinatrici, perché veramente hanno dato con entusiasmo e passione e hanno cercato di dare il meglio, ecco, e di far evolvere, come si vede, la sede dell'Università di Taglio di Po.